E siamo nuovamente qui a Foligno, dove sono di scena i primi d'Italia, tutte le regioni italiane con le loro eccellenze in termini di pasta, di riso, di zuppe, di gnocchi, e abbiamo raggiunto questo villaggio ideale che ospita la regione Veneto. Io con piacere do il benvenuto a Laura Vendramini, in rappresentanza della regione Veneto del settore turismo integrato, perché il turismo si integra sempre di più con l'enogastronomia, dico bene? Certo, infatti la Regione Veneto partecipa per il terzo anno a questa importante manifestazione che rientra appunto nella programmazione di promozione del territorio veneto e del turismo enogastronomico. Un turismo sempre più in espansione che integra con le sue eccellenze l'offerta turistica della Regione Veneto. Il Veneto che vanta tantissimi prodotti di qualità riconosciuti da un marchio che ne certifica l'origine e che ne certifica soprattutto la bontà, la salubrità. Sì, infatti quest'anno siamo presenti appunto con la Bottega Veneta proprio per presentare e per promuovere i prodotti tipici e di qualità del Veneto. Abbiamo l'associazione Aprola, l'associazione dei produttori latte del Veneto, che presenta i formaggi DOP regionali, tra cui appunto l'Asiago, il Monte Veronese. Ricordiamo la Casatella che l'ultimo 2 giugno ha ottenuto proprio la neonata, la DOP, la DOP. Sì, e proprio per questo appunto il menù degustazione è preparato a base di riso e di Casatella trevigiana DOP. Ma abbiamo anche il radicchio, abbiamo tante altre eccellenze che un po' fanno la fotografia di questo grande e buon territorio che è il Veneto. Partecipazione a questa manifestazione è un'occasione importante per presentare i prodotti tipici e di qualità del Veneto tramite il Consorzio Radicchio Rosso di Treviso, i prodotti tipici del Delta del Po, i grandi vini DOC del Veneto, nonché l'olio del Garda e in ultimo ma non per ultimo il riso Viallone Nano Veronese IGP, con il quale appunto è stato preparato il menù degustazione. Insomma, è un primo, qui siamo qua per i primi d'Italia. Io vedo con piacere che è presente il vicepresidente della Strada del Riso, del benvenuto a Luciano Mirandola, con il quale ci ritroveremo dopo per parlare dell'importanza di una strada, sì, del riso, ma che in realtà racconta tutto un territorio. Quindi a fra poco con il vicepresidente Mirandola, e io ringrazio invece Laura Vendramin per averci fatto un po' da guida in questo spazio dedicato al Veneto che ben si rappresenta in questa giornata, in queste giornate anzi dedicate ai primi d'Italia qui a Foligno. E adesso ci spostiamo al Parco San Giuliano di Mestre, dove parleremo di zootecnia, quindi restate con noi.